Benvenuti a InfoTV, la rubrica di informazione commerciale dedicata alle realtà economiche e produttive del Nord-Est. Vediamo insieme gli approfondimenti di oggi. L'amore per la natura e il desiderio di conoscerla alla base del progetto I Guardiani della Natura. L'iniziativa della Regione Veneto, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e Veneto Agricoltura, ha visto oltre 12.000 bambini delle scuole primarie della Regione impegnati in uno stage didattico presso il Centro di Educazione Naturalistica e di Animazione Rurale Valle Vecchia, collocato nella cornice di una delle più belle aree del litorale veneziano. Lo scopo è quello di far conoscere ai veneti, attraverso l'occhio dei bambini, la potenzialità del nostro territorio, l'ambiente da una parte, quindi la conoscenza, e dall'altra parte la formazione, formare i bambini fin da piccoli rispetto alla tutela dell'ambiente, la tutela della natura, della biodiversità, il rispetto della biodiversità e poi in qualche modo nel limite del loro età anche responsabilizzarli. Sono stati 12.000 i bambini che hanno aderito, dobbiamo soddisfare tutte le loro esigenze, quindi avremo un esercito di piccoli guardiani della natura in Veneto che in qualche modo tuteleranno l'ambiente più di quello che abbiamo fatto noi. Accogliamo con orgoglio tutte queste manifestazioni che si rivolgono ai nostri ragazzi perché sono il futuro, il nostro futuro, e sono con loro che gli aspetti educativi, gli aspetti formativi vanno accolti, vanno ricercati, perché loro saranno in grado di trasmettere poi alle famiglie tutti questi valori. I pirati, il tema della seconda edizione del progetto, con tanto di bandiera, nave, marinai e il temibile capitano Barbabrussa a interrogare i bambini sul valore della biodiversità, tutti ansiosi di guadagnarsi il tesserino di Guardiani della Natura. C'è scritto che il guardiano della natura studia la natura, perché sa che se non ne conosce bene il funzionamento non la può difendere e magari rischia pure di danneggiarla anche se non lo vuole. Le tende della Protezione Civile hanno ospitato per la notte i bambini, molti di loro alla prima esperienza fuori casa e dunque molto emozionati. Bisogna essere attenti alla natura nei problemi che può avere e quindi anche nella pronta segnalazione di un problema che c'è, che sia un fiume che con una riva che sta franando o ci siano problemi di inquinamento o altre cose, avere la morale, cioè essere pronti a far intervenire la parte pubblica per poter appunto rimediare a quelli che sono i problemi emergenziali. I bambini sono entusiasti perché già da un po' di giorni ci stiamo preparando anche a livello proprio scolastico per questa uscita ed erano veramente molto entusiasti, anche molto contenti di andare via e di stare in un ambiente naturale grazie a questa opportunità che ci è stata offerta dalla Regione, da Veneto Agricoltura. Il contatto diretto anche attraverso il gioco ha reso l'educazione naturalistica estremamente coinvolgente. Tecnologia unita alla bellezza che ci emoziona e stupisce, come da oltre 20 anni sa fare Commerciale Veneta Beltrame, migliorando il benessere della persona, pensando sempre all'ambiente, con idee innovative e grandi sorprese. CVB Arredo Bagno afferma la propria identità di marchio specializzato attraverso i prodotti più emozionanti e più tecnologicamente avanzati, anche per portare nel bagno tutti quei valori di benessere e di comfort che sono oggi alla base della vita nell'ambiente domestico, trasformando il bagno da un luogo di transito a un luogo di piacevole permanenza per migliorare il modo di vivere la propria casa. Come mai avete scelto l'immagine del coccodrillone rosa pronto per fare il bagno in una vasca per accompagnarci in questo entusiasmante viaggio nel design e nella tecnologia per la casa? Perché come noi è amico dell'acqua e suscita tanta simpatia soprattutto fra i bambini. È di un bel colore rosa acceso per emergere da questo mondo che troppo spesso è grigio. Il vostro è un marchio molto conosciuto, un'azienda innovativa, piena di proposte. Sì, la Commerciale Veneta Beltrame è da sempre a fianco dei suoi clienti per migliorare la qualità della vita e il benessere delle persone. Operiamo prevalentemente nelle province di Treviso, Vicenza, Venezia e Padova, con le nostre showroom di Treviso, Castelfranco e Schiavon, dove i nostri clienti possono toccare realmente con mano le nostre soluzioni più adatte per realizzare il loro nuovo bagno. Oggi, prima di decidere un investimento così importante per la casa, il cliente vuole informarsi liberamente, capire le tecnologie e i materiali che può utilizzare, poi toccare con mano tutte le soluzioni disponibili. CB Arredo Bagno è il nostro nuovo marchio dedicato, in evidenza nel nostro nuovo sito,
che vuole essere l'espressione del rapporto privilegiato col mondo del design e dell'architettura, con il nostro consulente showroom che fa da regista per i produttori, gli architetti, gli installatori, per ottenere un risultato eccellente. Possiamo seguirvi anche online. Seguiteci su Facebook per rimanere aggiornati su tutte le nostre proposte. Visitate il nostro sito cvbeltrame.it per prendere visione di tutte le migliori soluzioni che abbiamo preparato per realizzare il vostro bagno da sogno. Vi aspettiamo in showroom a Treviso, a Castelfranco Veneto e a Schiavon vicino a Vicenza per un incontro personalizzato con il nostro consulente arredobagno, sempre in compagnia del nostro coccodrillone rosa. Chiama per fissare un appuntamento. Troverai nello showroom un simpatico omaggio per i tuoi bambini. Siamo al termine di questa edizione di InfoTV. Grazie per averci seguito. Non mancate al prossimo appuntamento.